non ha filtri. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buonasera, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1207 di oggi, giovedì 4 giugno del 1975. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca e la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp, 0292947222 se volete dire la vostra attraverso il telefono quando ve lo dirò io. E adesso, bella gente, cominciamo la nostra trasmissione. Avete ascoltato il disco start Pietro Giacomo dell'Orso, la versione cantata dell'infermiera di mio padre, B-movie sconosciutissimo del 1975, però ammetto che mi sono imbattuto nella colonna sonora su YouTube e ancora una volta si è confermato il fatto che negli anni 70, è vero, li chiamavano film di serie B, ma le colonne sonore erano veramente di serie A, non fosse altro che gente come Franco Campanino ha potuto realizzare qualcosa di straordinario nelle varie, come si dice, nelle varie colonne sonore, al punto che lo stesso Quentin Tarantino ne è un cultore, oltre ovviamente ai film, ci mancherebbe pure. Ha promesso a Lino Banfi di fargli fare un film. Lino Banfi
porca puttana, ha detto anche Quentin, vedi che è 15 anni che me l'hai promesso, io tempo non ne ho più tanto a disposizione, vedi un po' che cosa vuoi fare, però certo sarebbe bello un Quentin Tarantino con Lino Banfi, sarebbe veramente straordinario. Va bene, pere che il pompelmo faccia mele, allora arriva lui, implacabile come sempre alle 18, 19 minuti e 40 secondi. Chi è? Ma è Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi con diritto e rovescio. Vai Natalia. La Repubblica Italiana, che adesso tutti diamo come se fosse sempre esistita, non solo è nata soltanto 80 anni fa, ma ha anche visto la luce con enormi difficoltà. Infatti il voto al referendum del 2 e 3 giugno del 1946 finì per dividere l'Italia in due. Al nord ci fu una sia pure esigua maggioranza a favore della Repubblica con il 54% dei voti, al sud invece e in città come Napoli l'80% dei votanti aveva scelto la monarchia, che passò con percentuali addirittura superiori a Messina, Catania e Palermo. Da qui l'accusa, specie a Napoli, di un risultato falsato dai brogli elettorali. Scoppiarono quindi al sud sommosse con decine di feriti, tra i manifestanti e le forze dell'ordine ci furono persino 11 morti, 9 civili e 2 agenti di polizia. Ma pochi giorni dopo, il 16 giugno, i giornali smisero di parlare dei tafferugli e dedicarono i loro titoli più importanti alla vittoria dello sconosciuto ciclista triestino Giordano Cottur, che aveva indossato la maglia rosa staccando tutti gli avversari a Torino sulla salita di Superga. Molto bene, questo era Pierluigi Magnaschi con il suo diritto al rovescio e adesso, signore e signori, alle 18, 21 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la puntata numero 1207 di Zoom. Ecco, Franco Michalizzi, mi ero dimenticato, per un attimo avevo in testa Stelvio Massi tra i vari grandi registi del poliziottesco all'italiana, ma non mi ricordavo Franco Michalizzi, che è l'autore di colonne sonore tipo Italia a mano armata del 76, che molti di voi hanno sentito replicata e riarrangiata ai soliti ignoti, eccetera, eccetera. Tra l'altro film nel quale c'è evidente product placement dell'Alfetta 1600, che è la macchina del commissario Maurizio Merli. Certo, con la 1600 non lo so come gli venivano bene gli inseguimenti, con l'Alfetta 1800 ha dato grosse soddisfazioni. Va bene, allora adesso diamo un'occhiatina alle agenzie prima di tuffarci, è vero, nel qui Parlamento di stasera. Eccoci qua, l'ANSA, il Colle, nessuna rivalutazione della Grazia Minetti, non c'è stata inconsueta segretezza. Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. In 4 anni concesse 42 grazie, pubblicizzate solo 12. Il Presidente decide senza lasciarsi influenzare. Il testo, la Camera approva la legge delega del nucleare. Ah, lo sentite anche voi questo buon profumo di reazione a catena? No, il programma di Pino Insegno che salutiamo, questo è un altro tipo di intesa vincente, eh? Ah, che bellezza. Chain satisfaction came in a chain reaction. Il ministro Pichetto, entro Natale i decreti attuativi. Lo sapete cosa significa questo? Sì, significa non solo lo sdoganamento di quella bella parola con la N che è nucleare, ma anche SMR, Small Modular Reactors, reattori modulari di piccole dimensioni, che possono stare in pochi ettari tutto l'impianto, e vanno avanti giorno e notte con una bella carica di uranio. Che goduria! Torniamo a essere un paese moderno, Gesù ti ringrazio.
Archiviate le accuse per Dell'Utri e Berlusconi, la figlia Marina, la giustizia resta un'emergenza. Marina, io ti voglio bene, ti stimo, però vorrei ricordarti che in questo paese i giovani e gli ultra novantenni hanno salvato la Costituzione, che a quanto pare un governo fascista e anche, come potremmo dire, servo delle teorie della P2 di Licio Gelli, ha tentato di sovvertire. Almeno questa è la balla che gli hanno raccontato. In realtà si trattava di una riforma di civiltà giuridica e sappiamo com'è andata. L'inchiesta: arrestato per violenza sessuale un insegnante della scuola militare a Milano. E poi Eugenia Roccella, ministro delle pari opportunità, alla Mostra dell'Ansa, racconto collettivo e individuale. Quando ero una giovane militante femminista non avrei mai immaginato una premier donna. Ecco, e poi questo mi ferisce. Addio a Marianne Satrapi. Con la sua matita raccontò l'Iran, morta di tristezza dopo la scomparsa del marito. Marianne Satrapi è un'eroina. Lei è stata una giovane donna iraniana costretta a scappare dopo la rivoluzione del 1979. Persepolis, siccome lei era una fumettista, è un fumetto che racconta l'avvento al potere degli ayatollah e la società che poi è stata instaurata. Ne è stato tratto un film dove nella versione italiana lei è doppiata da Paola Cortellesi. Ecco, io vi prego sinceramente, se volete onorare Marianne Satrapi e capire di più che cosa significhi vivere in quello scempio che è il regime degli ayatollah, procuratevi Persepolis, credo sia su qualche piattaforma streaming, anche su YouTube, forse a pagamento si può vedere. Ma guardatevi Persepolis, perché vi farà capire tante cose. Adesso qui Parlamento con la senatrice Elena Murelli sull'ideologia politica, l'indottrinamento a scuola. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici. Oggi parlo in quest'Aula non nel mio ruolo istituzionale e non solo, ma da genitore, o meglio da mamma. Da mamma, quella parola che qualcuno nel mondo della scuola vuole togliere. Perché? Perché oggi questo provvedimento affronta una questione molto delicata che riguarda il rapporto tra scuola e famiglia, due pilastri fondamentali della crescita dei nostri ragazzi. Vorrei innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco che spesso accompagna questo dibattito. Questa proposta non è contro la scuola, non è contro gli insegnanti, non è contro l'educazione affettiva e sessuale. Al contrario, essa nasce dall'esigenza di rafforzare quel patto educativo che deve unire una famiglia e l'istituzione scolastica, nella piena consapevolezza che educare significa accompagnare i giovani in un percorso complesso che coinvolge conoscenze, valori, sensibilità e responsabilità. Vorrei essere molto chiaro su questo punto, perché come capogruppo della Lega in Commissione Senato Affari Sociali e Sanità Lavoro ho più volte sostenuto l'importanza di rafforzare nelle scuole l'educazione sanitaria, compresa l'educazione sessuale. Non considero questi temi un tabù, ma strumenti fondamentali di prevenzione e promozione della salute. E proprio per questo ritengo che devono essere affrontati con serietà, con competenza scientifica e responsabilità educativa. Oggi assistiamo a una preoccupante crescita delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall'HIV, soprattutto tra i più giovani, e a un aumento delle infezioni che richiedono maggiore attenzione e consapevolezza. Allo stesso tempo, temi importanti come la fertilità, la prevenzione dell'infertilità, la salute riproduttiva, la consapevolezza del tempo biologico e le opportunità offerte dalla preservazione della fertilità attraverso il congelamento degli ovocidi sono spesso poco conosciuti dalle nuove generazioni, oppure gli diamo meno informazioni corrette e arrivano ai ragazzi attraverso non i professionisti sanitari qualificati come i medici, ginecologi,
esperti della prevenzione, ma arrivano troppo spesso attraverso i social network, gli influencer o i contenuti reperiti online, dove la ricerca del consenso e della visibilità prevale talvolta sul rigore scientifico. Per questo ritengo che la scuola possa e debba svolgere un ruolo importante anche nell'educazione sessuale e alla salute, ma proprio perché si trattano di temi delicati che coinvolgono aspetti sanitari, relazionali ed etici, è fondamentale che le famiglie siano informate, coinvolte, messe nelle condizioni di conoscere preventivamente i contenuti proposti, perché una maggiore partecipazione dei genitori non indebolisce questi percorsi educativi, ma li rende più autorevoli, più condivisi, più efficaci. Il disegno di legge introduce un principio semplice: quando si affrontano attività extracurricolari o progetti integrativi che riguardano temi attenti alla sessualità, i genitori devono essere preventivamente informati sui contenuti, sui materiali utilizzati, sugli obiettivi formativi e sugli eventuali soggetti esterni coinvolti, affinché possano esprimere un consenso consapevole. Francamente mi chiedo, cosa c'è di rivoluzionario nel chiedere trasparenza? In ogni ambito della nostra vita il consenso informato rappresenta una garanzia di libertà e di partecipazione. Non si comprende perché proprio quando si parla dell'educazione dei figli alcuni ritengono che le famiglie debbano essere tenute all'oscuro o relegate a un ruolo marginale. La famiglia deve ritornare ad essere responsabile dell'educazione dei nostri figli. Da madre di 3 figli in età diverse, prima ancora che da parlamentare, sento molto questo tema, perché ogni figlio vive fasi differenti della crescita, ha una sensibilità diversa, pone domande diverse ed ogni genitore ha il diritto e il dovere di accompagnare questo percorso educativo. Per questo ritengo del tutto ragionevole sapere in anticipo quali argomenti verranno trattati, quali materiali saranno utilizzati, quali soggetti rientreranno nelle aule scolastiche. Non si tratta di esercitare un controllo ideologico della scuola, si tratta di esercitare una responsabilità educativa che la nostra Costituzione riconosce ai genitori e che nessuna istituzione può sostituire. La scuola ha una funzione insostituibile nella formazione culturale e civile dei giovani, ma non può diventare l'unico soggetto a decidere su temi che incidono profondamente sul futuro dei nostri giovani. In questi mesi il ministro Valditara ha più volte è intervenuto con interventi sull'educazione affettiva dei ragazzi e sulla loro salute mentale, per intervenire sull'aspetto e sull'intercettazione del disagio giovanile. Ha più volte anche chiarito su questo provvedimento che non elimina l'educazione sessuale né impedisce percorsi formativi seri e scientificamente fondati. L'obiettivo, come dicevo, è garantire trasparenza, evitare confusioni educative, riaffermare il diritto delle famiglie a conoscere e condividere i percorsi proposti dalla scuola. È una visione che condivido e volevo appunto portarla in quest'Aula perché è una scelta di prevedere criteri rigorosi per la partecipazione di soggetti esterne affinché le scuole entrino figure realmente qualificate, selezionate sulla base delle competenze professionali, della coerenza educativa, della trasparenza delle informazioni. Chi teme che il consenso informato possa limitare l'autonomia scolastica dimentica che la fiducia tra scuola e famiglia si costruisce proprio attraverso la condivisione e la trasparenza, non attraverso l'esclusione dei genitori da scelte che riguardano i loro figli. Questo disegno di legge riafferma un principio molto semplice: la scuola educa insieme alle famiglie, non al posto delle famiglie. La scuola non può plasmare i nostri giovani su ideologie, ma dare informazioni trasparenti. La nostra Costituzione riconosce ai genitori il diritto e il dovere di educare i propri figli. Lo Stato e la scuola hanno il compito di accompagnare questa responsabilità e non di sostituirsi ad essa. Per queste ragioni considero questo provvedimento un passo avanti verso una maggiore trasparenza, una più forte alleanza tra scuola e famiglia, una più efficace tutela del percorso educativo dei nostri giovani. Perché? Perché educare significa costruire il futuro e il futuro dei nostri figli merita fiducia, responsabilità, libertà e soprattutto rispetto reciproco.
Grazie. Grazie senatrice Murelli. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 18:36 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1207 di Zoom. Buonasera Antonino, Luca dalla provincia di Brescia. Ciao Luca, come ogni giorno anche oggi ho ascoltato il podcast della tua trasmissione ieri sera, non ne perdo una, troppo buono e ti ringrazio. Ho sentito affermare dal tuo ospite dalla Germania, cioè Roberto Giardina, che l'eccidio di Katyn fu commesso dai tedeschi, che tentarono di incolpare di questo ignobile episodio della Seconda Guerra Mondiale i russi. Ma mi sembra che sia avvenuto il contrario. I sovietici commisero l'eccidio e provarono senza riuscirci a incolpare i tedeschi. O sbaglio? Sempre complimenti per la conduzione di Zoom. Allora, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Molto semplicemente, sì, Katyn è tutta roba fatta dai russi, dai sovietici, i quali hanno fatto in ogni modo, luogo e forma fino al 1990, hanno fatto in ogni modo, luogo e forma di incolpare i nazisti. In realtà l'avevano fatto loro, perché nel 90, tra l'altro, è stato aperto sono stati aperti gli archivi dei sovietici ed è venuto fuori che c'erano tutte le prove che rivelavano la loro colpa. Molto semplicemente il nostro Roberto, sai, siccome la nostra è una chiacchierata molto estemporanea, può capitare ogni tanto di incappare in qualche qui pro quo, niente di che. Spero però che questa rubrica, appunto, a Berlino tutto bene, vi piaccia, perché in ogni caso il suo è uno sguardo privilegiato, visto che da più di 50 anni lui vive e lavora in Germania e conosce molto bene i tedeschi, conosce molto bene questa nazione con la quale nel bene e nel male noi dobbiamo farci i conti. Le 18:38, adesso parliamo d'amore, parliamo di dipendenza affettiva, che non è amore, e allora cosa succede? Succede che ce la racconta la nostra Anna Maria De Luca, la nostra psicologa ed esperta di questioni di scuola, che però ha scritto un libro su questo tema. Stasera parliamo di un suo libro, Ricomincia da te. State un po' a sentire, vai pure Natalia. E allora anche questo giovedì io ho il piacere di ritrovare la nostra Anna Maria De Luca, psicologa, esperta di questioni relative alla scuola. E oggi parliamo d'amore, si parla d'amore, oddio, Alessandro Manzoni nell'Ottocento si lamentava e diceva si parla troppo d'amore, non sapeva quello che sarebbe venuto dopo, però oggi noi ne parliamo di amore sbagliato, di amore frainteso, di chi pensava fosse amore e non era un calesse, ma era in realtà dipendenza affettiva, che è una cosa
estremamente drammatica. E Anna, oggi siamo un po' pro doma sua, ma io ho letto il libro, devo dire la verità, l'ho trovato molto utile, molto interessante, mi ha posto tutta una serie di interrogativi questo libro, si intitola Ricomincia da te. Ricomincia da te è un volume che lei ha pubblicato di recente ed è un libro che si occupa proprio della rinascita dopo la fine di un amore. Soprattutto non è il solito libro di autoaiuto, cosa devi fare quando finisce un amore, oddio sto morendo, no. È un libro che spinge a guardare intanto le ragioni dell'amore e le ragioni soprattutto dell'errore di chi, pensando di amare, in realtà si svuota per dipendenza affettiva e svuotandosi per dipendenza affettiva finisce sostanzialmente per svuotare se stesso e annullarsi. Ma l'amore non è questa cosa. Anna, intanto ben trovata. Che cos'è l'amore? Buongiorno a tutti, Buongiorno a buongiorno a te. tutti. Grazie della possibilità di parlare di questo libro, perché tutte le settimane parliamo dei libri degli altri. Questa volta parliamo di un mio libro che ho scritto, come dire, con il cuore, ma che dentro ha anni di ascolto, di esperienze, di storie raccolte in tanti anche luoghi d'Italia. Il libro si chiama Ricomincia da te ed è, scusate il gioco di Per parole, ed le è edizioni dedicato... Eraclea. Diciamo Sì, pure edizioni l'editore. Eraclea, Mm. esatto. Ed è È dedicato? allora, sì, è editato da Edizioni Eraclea, è dedicato a tutte quelle donne che sono disposte ad accettare tutto pur di non far finire una storia, che sono disposte a tollerare l'infedeltà, l'umiliazione, a volte persino la violenza, che sia fisica o psicologica, pur di scongiurare l'abbandono. Cioè, tutte quelle donne che sopportano per non affrontare l'abbandono, per non stare sole, per non essere lasciate, e che scambiano tutto questo per amore. E spesso, sai, sono donne brillanti, capaci, che sono forti in tutti gli ambiti della loro vita, tranne però nelle relazioni. C'è donne che magari sono anche a capo di aziende, che fanno lavori importanti, ma che nel momento in cui entrano in una relazione diventano veramente l'ombra di se stesse, si fanno manipolare e perdono, come dire, la rotta, no? Perché la dipendenza affettiva, il punto è proprio questo, no? Ci sono secoli di letteratura, anche di cinema, che ci fanno scambiare per amore la dipendenza affettiva. Il farò di tutto per te, morirò per te, con te fino alla fine. Ecco, questo non è amore. Questo è Esatto. uno stereotipo, diciamo, letterario, romantico, culturale, che però, se interiorizzato, produce poi delle relazioni sbagliate. Perché la dipendenza affettiva, come spesso dico quando parlo con donne, cioè, non nasce dalla relazione sbagliata, cioè non è quell'uomo che ti sta dando dipendenza affettiva, ma nasce da dentro, cioè nasce da un vuoto che si cerca disperatamente di riempire con l'amore di un'altra persona, ma un vuoto che era già lì prima di lui, prima di conoscere lui, Ed è perché è un un vuoto vuoto, che io nasce vedo. nell'infanzia. Esatto, infatti, la cosa che più mi stupisce è che si tratta di una piaga che si forma in tempi assolutamente insospettabili. Tu la chiami fame d'amore, cioè? Sì, cioè fame d'amore nel senso il bisogno di essere amati e l'idea di dover sopportare qualunque cosa per essere amati. E non è proprio così, perché queste sono, cioè le radici della dipendenza affettiva si trovano quasi sempre nell'infanzia, ma non necessariamente sono traumi evidenti. Spesso si tratta di ferite più sottili, quasi invisibili, di modi di fare, di atteggiamenti dei genitori, cioè non deve esserci stato per forza un mega trauma dietro la dipendenza affettiva. Per esempio, se da bambino uno cresce con l'idea trasmessa dai genitori che l'amore è qualcosa che si guadagna, che può essere ritirato in qualsiasi momento, che bisogna essere perfetto per meritarlo. Per esempio, se prendi 10 ti voglio bene, se ti comporti bene ti voglio bene, se non ti comporti bene non ti voglio più bene. Cioè che l'amore è un qualcosa che si può dare e ritirare, no? Allora da adulti è facile cercare delle relazioni che poi vanno a ripetere quel copione.
Chiaro. Infatti, cioè, i bambini che hanno sperimentato un accudimento inconsistente, poi sviluppano uno stile di attaccamento ansioso. Questi bambini diventati adulti continuano poi a cercare nell'altro quella conferma e quella sicurezza che in realtà non sono mai riusciti a interiorizzare come patrimonio interno. È come avere dentro delle mappe sbagliate, tra virgolette, che ti fanno girare senza mai arrivare a meta. Girare attorno a questo vuoto interiore, e le donne spesso riguarda anche gli uomini, ma molto più spesso le donne, spesso si convincono di poter riempire questo vuoto con l'uomo giusto. Quando troverò l'uomo giusto, quest'uomo riempirà questo mio bisogno d'amore, e non è mai così, anzi, questa è proprio la base di una relazione tossica, e su queste basi si instaurano relazioni che poi a lungo andare non sono soddisfacenti neanche per l'uomo, perché l'uomo all'inizio può avere una gratificazione narcisistica nell'avere una donna che vive per lui, che muore per lui, che fa tutto per lui, ma a un certo punto diventa pesante anche per lui questa cosa, e si sviluppano poi delle dinamiche che possono essere veramente pericolose. Quindi il libro propone diversi esercizi per aiutare le donne a portare l'attenzione su quel vuoto che hanno dentro, a starci dentro, cioè a sedersi dentro questo vuoto, a parlare con questo vuoto e a riempirlo da solo, perché poi alla fine si scopre che quel vuoto non è il problema, ma è il sintomo, cioè la parte di te che chiede attenzione, cura, amore, ma non dall'esterno, dall'interno, da te stessa. Cioè, se tu, uomo o donna che sia, che ti devi amare prima che gli altri ti possano amare. Cioè, per esempio, una spia come dire, indicativa, no, della dipendenza affettiva è quando l'umore di una persona dipende dall'altro. No? Ci sono tantissime dinamiche, però per esempio quando il tuo umore dipende da quello che l'altro fa, quindi se si comporta bene sei felice, se si comporta male sei infelice, se non ti risponde al telefono entri in ansia, oddio mi sta tradendo, oddio che sta facendo, oddio un'altra. Ecco, cioè, la dipendenza dell'amore altrui genera un'ansia che poi precede gli eventi e si vive nella paura di perdere la relazione. Infatti. Quindi, sai, le persone che hanno un attaccamento ansioso tendono sempre a monitorare costantemente le reazioni emotive altrui, no? E quindi ad analizzare tutti gli atteggiamenti che fanno sembrare il partner lontano, freddo, arrabbiato, e ad usarle come fossero un termometro del proprio valore personale. Cioè, per esempio, una che ti chiede sempre: ma che cos'hai? A che stai pensando? Cioè, tu magari stai pensando, sei distratto perché stai pensando a un tuo problema di lavoro, e lei si sta facendo un film perché magari pensa che in quel tuo silenzio, in quella tua distrazione, c'è una svalorizzazione di lei, l'inizio della fine e mille altri film, no? Infatti. Perché e sono purtroppo situazioni, chiaramente sono processi inconsci, sono processi automatici, però è assolutamente necessario uscire da queste logiche, sia per se stessi sia per il partner. Ascolta, visto che parliamo degli esercizi, molto spesso tu suggerisci di scrivere delle lettere per esempio alla bambina che sei stata e così via. Mi pare di capire che la scrittura salva. E non è un modo di scrittura è dire. molto sì, la scrittura è molto importante perché ti permette di parlare con te stessa e di come dire, oggettivare qualcosa che difficilmente riesci a vedere. Però diciamo che alla fine del libro io ho inserito la lista dei non negoziabili, no? Cioè dopo aver fatto tutto il percorso, gli esercizi, dopo essere diciamo, guariti, no? Si entra in una nuova relazione. Che succede? Allora, prima di entrare in una nuova relazione bisogna avere chiaro quali sono i non negoziabili, cioè quei confini che non bisogna essere mai disposti ad oltrepassare per nessuno. Può anche essere l'uomo migliore del mondo, la donna migliore del mondo, il più stupendo, bellissimo, fantastico, ma ci sono dei confini che nessuno mai deve superare. E te li dico, che spero che chi ci ascolti possa. Allora, il primo è non accettare mai di essere trattati con mancanza di rispetto. Chiaramente vale sia per gli uomini che per le donne. Non accettare mai tradimenti o bugie, non accettare mai di essere isolati dagli amici e dalla famiglia, non accettare mai critiche costanti al proprio aspetto oppure alla propria personalità, al proprio modo di essere,
non accettare di essere presi in giro o umiliati nemmeno per scherzo, non accettare di essere ignorati per giorni come punizione. A volte in alcune coppie si discute e l'altro sparisce, no? La punizione è il silenzio. No? Non accettare di essere controllati nei movimenti e nelle scelte, e assolutamente non accettare mai nessun tipo di violenza né fisica né verbale. No? Quando succedono queste cose, cioè se un uomo viola questi parametri, c'è solo una cosa da fare: andarsene. Cioè non si può stare là fermi ad aspettare che uno cambi o aspettare o farsi sensi di colpa. Cioè davanti a queste cose bisogna girare gli occhi e andarsene. Cioè la storia della seconda possibilità, convincersi forse sto esagerando, oppure addirittura ci sono persone che ti fanno passare per pazza, no? Dici, ma io questa cosa non l'ho detta, l'hai detta tu. Cioè che addirittura ribaltano le frasi, negano quello che è successo, negano quello che hanno detto. Ecco, in questi casi la via è solo una: andarsene. Andarsene, ed è questa è una lista che bisogna sempre portare con se stessi, perché noi siamo i custodi dei nostri confini. Cioè se noi non proteggiamo i nostri confini, come possiamo pretendere che gli altri li proteggano se non lo facciamo neanche noi? Cioè, i confini, adesso, i confini in tutti i sensi, no? Sì. Come anche i confini territoriali, no? Cioè, ognuno deve un proteggere sovranismo personale. Esatto, Chiamiamolo perché la relazione vera, l'amore vero, non fa stare male. L'amore vero è una relazione equilibrata, una relazione che ti nutre, che ti fa crescere, non è una relazione che ti svuota. Cioè, l'amore vero nasce dalla pienezza, non dal bisogno, cioè nasce da due persone che si sono risolte, che sono intere, che scelgono di camminare insieme, non per sopravvivere emotivamente, perché una ha bisogno dell'altra, ma perché hanno la gioia di condividere insieme la vita. Cioè si tratta di scegliere, non di aggrapparsi ad una persona, anche perché se uno si aggrappa all'altro prima o poi affonda. Cioè bisogna camminare vicini, non uno addosso all'altro, no? Esatto. Cioè, per esempio Maria Rilke lo diceva che che l'amore maturo è quando due solitudini si proteggono, si toccano e si salutano a vicenda. Solo chi ha imparato a stare nella propria solitudine senza annegare può davvero incontrare l'altro. Invece spesso stare con una persona per riempire la solitudine, per non stare soli, per riempire i propri vuoti, è quello che spesso molte persone fanno, no? E non è salutare, non fa bene alla salute, né fisica né mentale. Indubbiamente. C'è una cosa molto interessante, una immagine che tu usi nel libro quando dici non esistono delle metà, siamo tutti degli interi. Però è vero che c'è gente che può essere anche più di metà, può sentirsi anche più di metà, può sentirsi un quarto, un mezzo, un mezzo no, un ottavo addirittura di qualcun altro. E molto spesso poi chi fa questo finisce per incappare nei narcisisti, finisce per incappare nei manipolatori e così via. E ne esce, ça va sans dire, devastato, perché nel momento in cui questa relazione finisce, cammina al buio. Cammina al buio, gli passano tutti i pensieri di questo mondo, anche i peggiori riguardo alla propria esistenza, e allora a quel punto, quando si precipita in questo abisso, chi è che ci ha fatto precipitare? Cioè, chi sono i colpevoli oltre a noi, se ce ne sono altri? Ma guarda, diciamo c'è un meccanismo chimico che interviene, no? Le neuroscienze ci danno delle spiegazioni precise. È un po' come con le slot machine. Cioè quando il comportamento è intermittente, il cervello non si rassegna, ma aumenta la produzione di dopamina. Cioè, ti faccio un esempio. Allora, due persone si incontrano, inizia una storia, primi mesi perfetti, poi lui inizia a rispondere in ritardo alle telefonate, ad essere distante. Più lui si allontana, più lei si avvicina. Più lei fa di tutto per tenerlo, più lui scappa. Ecco, cosa è successo? Allora, le neuroscienze ci spiegano che quando un comportamento prima premiato, cioè lui che si comportava bene, lui che ti amava, che pensavi ti amasse, cioè, diventa intermittente, cioè un giorno mi comporto bene, un giorno mi comporto male, il cervello non si rassegna,
ma al contrario aumenta la produzione di dopamina. Ti dicevo lo stesso meccanismo delle slot machine, perché con la slot machine tu non sai quando arriverà la ricompensa, quindi continui a provare sperando che arrivi. Quando arriva, l'euforia è molto più intensa proprio perché era imprevedibile, è quello che si chiama rinforzo intermittente ed è il meccanismo di condizionamento più potente che esista, ed è spesso questo il meccanismo che ci tiene legati ad una persona. Certo. Tu fai 20, cioè provi 20 volte e alla fine ottieni una risposta positiva. Con la risposta positiva, per questo a volte persone che non fanno niente per altri fanno una piccola cosa e la percezione dell'altro è come se avessero mosso le montagne, no? Invece quando tu fai tutto per una persona, quell'altra persona ad un certo punto lo dà per scontato che neanche lo vede più. È proprio questo, è il meccanismo del condizionamento, che nasce dal rinforzo intermittente, ed è per questo, no, che nella relazione bisogna imparare a leggere i segnali, io li chiamo bandiere rosse, no? Cioè quei segnali che a posteriori riusciamo a vedere, ma che quando stiamo dentro una relazione o non vediamo o facciamo finta di non vedere. Per esempio, quando ti convincono che la realtà che tu ricordi non è quella vera, no? Ma tu dici una cosa e l'altro ti dice: ah, ma io non ho mai detto questo, stai esagerando, sei troppo sensibile. Cioè, quando l'altro ti porta a non fidarti più di te stesso e del tuo giudizio, e diventa vero solo quello che dice lui, ma non quello che pensi tu. Oppure love bombing, quindi queste dimostrazioni d'amore esagerate, seguite poi dal gelo, no? Quindi un'intensità travolgente all'inizio, una pioggia di attenzioni e poi il silenzio improvviso. Questo innesca un ciclo che gli psicologi chiamano trauma bonding, no? Cioè un legame che si forma attraverso l'alternanza di comportamenti che sono estremamente positivi ed estremamente negativi. E neurologicamente questo ti lega, ti tiene, ma non c'entra nulla con l'amore. Oppure il controllo travestito d'amore, perché la violenza nasce spesso dalla mancanza di controllo, cioè quando l'uomo perde il controllo sulla donna diventa violento. Il controllo non è amore, il controllo è paura mascherata da premura, cioè è un finto amore. Quindi il punto non è, cioè, tante donne vanno dalle cartomanti, si fanno leggere le carte, entrano in queste ansie terribili, come faccio a farlo ritornare, cosa devo cambiare perché mi ami, ma la domanda vera è solo una, perché ho così bisogno di lui per sentirmi viva? Non perché lui si chiama Mario, Peppino, Giuseppe, Nicola, ma perché dentro di lei c'è un vuoto, e questo vuoto può avere tanti nomi: la mancanza di amore proprio, il senso di incompletezza, la paura del vuoto stesso, cioè la paura di stare sole con se stessi, perché quando siamo soli con noi stessi senza distrazioni ci troviamo faccia a faccia con qualcosa che fa paura, quindi cominciamo a riempire il tempo per non avere appunto il tempo di pensare, cominciamo a fare 1000 cose, a correre come trottole per non darci il tempo di stare da soli con noi stessi. Quindi nel libro appunto ci sono tanti esercizi per imparare a guardare dentro questo vuoto e a riempirlo, che è fondamentale prima di entrare in una relazione, e anche tanti esercizi per imparare a leggere i segnali malati di una relazione che può portare veramente alla catastrofe. Però come dire, l'aspetto positivo è che la via d'uscita c'è, cioè guarire dalla dipendenza affettiva è possibile, si può, cioè non è che se uno è fatto così sarà così per sempre, o per sempre deve ripetere quello schema, per sempre deve trovare storie che lo fanno stare male o la fanno stare male. Cioè guarire dalla dipendenza affettiva è possibile, ma richiede 3 cose: richiede tempo, il tempo appunto di lavorare su se stessi, richiede coraggio e soprattutto richiede compassione verso se stesse. Quindi il primo passo è sempre la consapevolezza, quindi non la disperazione, ma la semplice e dolorosa ma liberatoria capacità di vedere, cioè vedere le cose per quello che sono, vedere il tuo compagno, la tua compagna per quella che è. E in questo percorso che non è, sai quando si dice hai le fette di prosciutto sugli occhi, Sì, no? certo. Non riesci a vedere la realtà.
Quindi il primo passo è imparare a vedere la realtà. E qua nel libro infatti parlo di tecniche di autoregolazione emotiva, pratiche di respirazione, lavoro con la scrittura, come dicevi tu, con i confini, con il corpo. Il corpo è molto importante perché la dipendenza affettiva non vive solo nella mente, vive anche nel corpo. Cioè se noi non ascoltiamo i messaggi del nostro corpo, cioè il corpo sa molto prima della mente. Cioè per esempio quando tu stai accanto ad una persona, no? Devi sentire come il tuo corpo si sente, cioè come mi sento vicino a questa persona, tranquilla, nervosa, agitata, a mio agio. Già quello è un segnale molto importante, cioè, perché a volte si può sentire un nervosismo che è proprio fisico, senza anche che sia successo niente, no? E dici, ma perché mi sento così nervoso? Non è successo nulla. Cioè, bisogna ascoltare il corpo perché il corpo percepisce prima ancora della mente. Infatti. E quindi insomma io dire che lo consiglio mi sembra brutto perché è come dire comprate il libro, però cioè, se non volete comprare il libro andate da uno psicologo, fate dei percorsi, però uscite dalla dipendenza affettiva, perché vivere nella dipendenza affettiva significa prendere la vita e buttarla via. Significa rinunciare a vivere bene, rinunciare a tutte le cose a cui abbiamo diritto, che appunto è stare bene, essere amati, avere un rapporto equilibrato, un rapporto che fa crescere, perché l'amore vero ti rispetta, ti dà forza, ti fa crescere, mentre la dipendenza ti prosciuga, come dicevi tu, ti cancella, ti fa rimpicciolire. Cioè, nell'amore sano c'è reciprocità, c'è un dare e un ricevere che fluisce in modo naturale. Invece nella dipendenza c'è squilibrio, uno dà tutto e l'altro prende quello che gli serve e basta. Senti, Tu pensa che... dimmi. Tu pensa che... No, vai avanti che poi ti chiedo una cosa, vai. No, nella ricerca scientifica, una neuroscienziata che studia molto questi fenomeni, che si chiama Lucy Brown, ha dimostrato con la risonanza magnetica che le persone che sono dipendenti affettivamente, quando guardano la foto del partner, attivano nel cervello non solo le aree dell'amore, ma anche quelle dell'ansia e del dolore. Quindi amore, ansia e dolore si attivano in contemporanea quando guardano la foto del partner, e queste sono le stesse aree che si accendono nelle dipendenze da sostanze. Per questo si dice che è come una droga la dipendenza affettiva. Cioè non è l'amore, cioè il punto è che spesso uno pensa l'amore è come una droga, ho bisogno di lui per vivere. No, è la dipendenza affettiva che è una droga, l'amore non è una droga. Infatti. Senti, ma in sostanza due persone si incontrano, si conoscono. Come nasce l'amore? Beh, perché nasce l'amore è un mistero, è sempre un incontro anche chimico, no? È un incontro chimico, dipende anche dal momento di vita in cui due persone si incontrano, se ci si incontra nel momento in cui si è disponibili e aperti ad essere amati, oppure se tu incontri una persona che può essere anche perfetta per te, ma in quel momento tu non sei disponibile ad una relazione, è difficile che scatta l'amore, perché tu stesso ti blocchi, no? E quindi noi siamo corpo, cervello e anima, quindi sono tre elementi, no, che entrano in gioco quando noi incontriamo una persona. Come ci si innamora è un meccanismo misterioso, però ci sono, come dire, delle tecniche di manipolazione che l'uomo o la donna può mettere in atto per, come dire, tirare l'amo per attirare l'altra persona a sé, no? Non so se ti è mai capitato di sentire storie dove uno dice l'ho guardato, ho pensato quello è mio marito, me lo sposo, cioè Sì. quello è l'obiettivo e lo raggiungo, no? Sì. Ci sono, come dire, ci sono anche delle donne che vengono allenate dalle mamme a conquistare gli uomini, così uomini che vengono allenati dai padri come conquistare le donne. Quindi intanto deve essere chiaro che un conto è lo schema che uno ripete, lo schema di conquista, no? Appreso, non appreso, che uno ripete come se fosse un gioco, però è una cosa costruita. Altro conto è l'incontro naturale, reale, di due persone che magari tutto potevano pensare quel giorno tranne che di incontrare qualcuno, e che scoprono invece di attrarsi, di desiderarsi, come dire, di vibrare insieme, no? Di essere sulla stessa linea d'onda. E questa è una cosa stupenda perché quella
capacità di sapere che, malgrado appunto le solitudini, c'è una parte in cui queste due anime si toccano, e siccome ognuno di noi è un colore, ne nasce uno che, per quanto mi riguarda, se le storie finiscono comunque quel colore resta. Io penso che la nostra anima sia in fondo anche una sorta di patchwork, perché sì, noi siamo la tela di fondo, però in questo patchwork ci sono anche quei colori che abbiamo costruito con le persone che abbiamo incontrato. Io la vedo così, forse sbaglio, forse anche questa è dipendenza affettiva. Non ho sentito bene, c'è stato un vuoto di audio. Il patchwork? Sì, le nostre anime sono un patchwork, noi siamo Sì. la tela di fondo, però siamo anche coperti di questi colori che abbiamo creato insieme alle persone che abbiamo incontrato, o no? Cioè, comunque noi siamo la resta. somma, sì, noi siamo la somma delle nostre esperienze, no? Quindi ognuno è quello che è, anche in base alle cose che ha vissuto, chiaramente. Quindi quando ci si incontra, soprattutto diciamo in tarda età, si incontrano non solo due persone, ma anche due vite, no? Quindi due vite che sono già piene di loro, perché magari hanno già avuto figli, famiglie, hanno avuto tantissime esperienze in tanti campi. Cioè, non è come incontrarsi a 16 anni e 15 anni, dici quel ragazzo mi piace, punto. È molto più complesso, dopo entrano in gioco molti più fattori, anche una capacità maggiore di analisi e di distinguere le persone. Cioè, probabilmente a 20 anni ci si sposa con una persona che a 40 non avremmo mai scelto, perché a 40 hai una consapevolezza di cosa vuoi, di cosa non vuoi, di cosa ti fa bene, che è sicuramente diversa da quella di 20. Diciamo, sono poche le persone che, come si dice, azzeccano al primo giro, no? Al primo giro di giostra. Infatti spesso secondi, terzi matrimoni alla fine funzionano meglio del primo. Però a parte questa consapevolezza che è una capacità che si acquisisce piano piano nella vita, ci sono anche persone che invece, come si dice, non imparano mai, nel senso che ricadono sempre nello stesso schema, con lo stesso tipo di persona, e si ritrovano sempre nelle stesse situazioni, e a un certo punto si ha la sensazione che cambiano le persone ma non cambiano le situazioni, ci si ritrova sempre di fronte agli stessi problemi, come se fosse un copione che ritorna, no? E perché lì evidentemente è mancato il lavoro su se stessi, è mancato il riconoscere le parti di sé che non sono state integrate, cioè bisogna fare un lavoro su se stessi, insomma. Leggere libri tipo questo, ma anche altri, chiaramente è un primo passo per cominciare a guardarsi dentro. Per esempio, ti voglio dire un esercizio della Gestalt di cui parlo nel libro, l'esercizio della sedia vuota, no? Che viene usato per elaborare emozioni irrisolte. È un esercizio molto frequente nella Gestalt. Posizioni una sedia davanti a te, sì, e immagina che su quella sedia si è seduto qualcuno, cioè una persona specifica, cioè un genitore, un ex partner, un amico, oppure una parte di te stessa, un'emozione, un sintomo. Per esempio, se sei una persona ansiosa, immaginati che su quella sedia è seduta la tua ansia, no? E parli direttamente a quella sedia vuota, parlando alla tua ansia, ti faccio un esempio, no? Parlando alla tua ansia come se fosse personificata, no? Come se fosse un interlocutore realmente presente. Una volta che hai detto tutto quello ciò che ti senti di dire a questa persona o emozione, no? Prova ad ascoltare una possibile risposta che ti arriva da dentro di te. Cioè ti alzi, ti siedi su quell'altra sedia, cioè al posto di quella persona, di quell'emozione, e cambia radicalmente il tuo punto di vista e cominci a comprendere da sola o da solo moltissime cose. Cioè ti vengono in mente fatti, ti vengono in mente episodi successi anche negli anni precedenti, cominci a fare dei collegamenti, no? Poi ti risiedi sulla tua sedia e riprendi il tuo punto di vista, tornando quindi alla sedia originale. Cioè questo scambio fisico praticamente crea
un vero dialogo che esternalizza il conflitto interno che abbiamo, che hai, no? Quindi invece di avere dei pensieri circolari nella testa, no? Per esempio lui non mi ha mai capito, però forse aveva le sue ragioni, ma io soffrivo, eccetera. Bisogna formulare un discorso chiaro e diretto, e questo serve per dare una struttura al caos emotivo, che parlare ad una sedia può sembrare assurdo, ok? Però è proprio questa assurdità che disarma i meccanismi del controllo mentale. E disarmando i meccanismi del controllo mentale, quello che succede è che le emozioni emergono più autenticamente, perché la mente razionale viene spiazzata dalla situazione strana, no? Dalla stranezza della situazione di parlare davanti a una sedia. E quindi poi il corpo, quindi cambiare la posizione fisica per aumentare la prospettiva, per assumere una prospettiva diversa, non è solo un fatto simbolico, perché il corpo che si muove, il corpo in movimento, aiuta la mente a sperimentare un altro punto di vista. Quando tu ti siedi sulla sedia di lui o della tua emozione e provi a rispondere, no? Accendi dei canali, accedi a delle intuizioni che non avresti semplicemente stando fermo a pensare alla situazione. Anche perché molte relazioni si chiudono con parole non dette, con incomprensioni. Infatti. Quindi la sedia vuota invece permette di dare fisicamente una realtà, no? A quello che tu senti dentro, cioè permette di, come dire, sorprendentemente anche di ricevere delle risposte, perché quando interpreti l'altro e scopri che una parte di te già sa cosa l'altro direbbe, cioè quando dialoghi con parti di te stessa in questo modo, che per esempio l'adulta contro la bambina ferita, oppure il perfezionismo contro il desiderio di ribellione, cioè un movimento, non so, che può sembrare strano, però è da provare. Senti, ma per finire, ogni Mhm. tanto capita nella vita di ripensare agli amori lontani. Questa Sì. nostalgia è salutare o è un problema? Dipende come si pensa agli amori lontani, cioè sono persone che abbiamo scelto in amori lontani passati, cioè lontani nel tempo o lontani nello spazio? Passati nel tempo, sì. Beh, allora, quando noi scegliamo una persona, la scegliamo in quel tempo, quindi in quel contesto, in quelle condizioni, in quel momento. Non è detto che in un altro contesto, in un altro tempo, la relazione possa svilupparsi nello stesso modo o possa addirittura svilupparsi. Quindi se la relazione è finita, ci saranno stati dei motivi validi, evidentemente. E comunque bisogna stare nel presente, cioè è bello ricordare le relazioni passate, ma con uno sguardo, come dire, di benedizione, no? Per dire grazie per quello che mi hai dato, sono contento di aver vissuto questa esperienza con te, di esserci che ci siamo accompagnati per questo periodo della vita, ma adesso ti lascio andare alla tua vita, ti mando le mie benedizioni e mi riprendo la mia. Quindi io vado avanti nella mia vita con te nel cuore, ma senza quell'attaccamento doloroso che ti blocca poi la possibilità di vivere il presente e il futuro. Certo. Quindi è bello ricordare, ma ricordare lasciando andare. È come quando se tu sei al mare e prendi la sabbia in mano, no? Sì. Se tu stringi il pugno, la sabbia scivola. Se tu tieni la mano aperta, la sabbia resta. Sì. Quindi stringere i ricordi, stringere una persona, non funziona. Cioè bisogna come dire, avere quella consapevolezza zen che le cose stanno dove devono stare e le persone sono libere di stare o di andare dove vogliono. Non possiamo trattenere nessuno, neanche i ricordi. Quindi i ricordi li possiamo ripercorrere, vivere, ma non dobbiamo vivere nei ricordi, cioè dobbiamo ricordarli con affetto, con serenità, ma non farli diventare dei blocchi per il nostro presente e per il nostro futuro. Decisamente. Anna, allora io ti ringrazio molto ancora una volta per questa chiacchierata. Credo che i nostri ascoltatori, perché questo io credo sia un libro anche per gli uomini, non solo per le donne, Sì. credo che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato il libro, ve lo ripeto, Anna Maria De Luca, Ricomincia da te, come liberarsi dalla dipendenza affettiva, per i tipi delle edizioni Eraclea, in quel di Roma, www.monderaclea.it. Grazie allora, ci ritroviamo giovedì prossimo.
A giovedì, grazie, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, quasi 14 minuti in questo momento, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1207 di oggi, giovedì 4 giugno 2026. E chi è il co-conduttore di serata? Come sempre l'avvocato Claudio De Filippi, e la nostra gradita ospite di questa sera è Tatiana Cerneta. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera. Avvocato. Salve a tutti, caro Antonino, ciao. Allora, caro avvocato, ben trovata Tatiana. Avvocato, Tatiana ha una storia molto dolorosa alle spalle stasera. Allora, sì, Tatiana ci sta chiamando dalla Ucraina, quindi poi possiamo anche chiedergli qualcosa nei limiti del possibile sulla situazione generale. Allora, dicevo, particolarmente per quanto riguarda il suo caso, lei ha avuto una dolorosa esperienza, e ce l'ha tuttora, perché la madre è stata uccisa barbaramente a Napoli parecchi anni fa. Allora, Tatiana, se puoi, anche se ti costa, capiamo, da un punto di vista emotivo e quant'altro, perché insomma solo ripercorrere queste cose è doloroso, lo sappiamo, però se puoi magari darci qualche delucidazione in più su quello che è purtroppo successo a tua madre. Sì, cerco di rispondere alle domande che mi fate e cerco di fare una discussione. Quando è successo intanto? Che anno era? Allora, la tragedia della nostra famiglia è successa nel 2002 a Napoli. 2002. Sì. 2002 è successo. Allora, 2002 12 marzo. 12 marzo 2002. Che cosa è successo per quello che ricordi e che ovviamente è stato ricostruito anche successivamente? Per quello che mi ricordo, perché in questo periodo io ero ancora bambina, avevo 16 anni e mi trovavo in Ucraina. Però da quello che lo so, la mia madre era a Napoli, andata lì per lavorare e aveva una storia, un'amicizia con uno napoletano, con un uomo. Per motivi che non sappiamo finora, quelli motivi veri, perché è come un giorno, il 12 marzo, è arrivato a casa sua e praticamente le ha sparato. Ecco quello che so io, quello che è successo. Poi da quello che sappiamo già, da quello che mi hanno raccontato, per una gelosia, non lo so perché cosa è successo, ma secondo me per un motivo suo proprio strano. È arrivato a casa dove abitava la mia madre con altre amiche e le ha sparato. Ma volevo capire, Tatiana, questo signore, com'è che si chiama di cognome, il signore che ha ucciso tua madre? Un signore si chiamava Mario Esposito Maglione. Ecco, ma era lui che aveva una storia con tua madre? Volevo capire. Sì, non direi che era una storia di amore, ma un'amicizia, sì. Era un'amicizia, ok. Allora, diciamo che le ricostruzioni, dimmi tu se sbaglio, degli inquirenti successive al fatto parlano di un raptus di questo signore che per gelosia, probabilmente aveva anche qualche problema psicologico o psichiatrico, penso, no? Dalle ricostruzioni che ci sono state,
e lui ha ucciso tua madre e poi si è suicidato. È giusto così quello che dico? Sì, le ha sparato che mia madre cercava di scappare, cercava di andare in mezzo alla gente che abitavano vicino perché forse, non so, pensava che magari si ferma, però non si è fermato e dopo qualche minuto è andato un po' lontano e si è suicidato con la pistola anche lui. Sì. Io ho mandato in radio anche dei giornali dell'epoca che hanno ricostruito la vicenda, che era un po' confusa, e chiaramente hanno descritto queste problematiche di questa persona che aveva appunto dei problemi psichiatrici, psicologici, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo far capire un attimino, poi ritorniamo sul tuo caso, volevo farti un'altra domanda, però volevo dire incidentalmente che adesso con Tatiana stiamo portando avanti la causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la direttiva 80 del 2004, di cui parliamo abbastanza frequentemente in radio, insieme a tanti altri argomenti. Parliamo anche di questa cosa che è un po' poco conosciuta da parte dell'opinione pubblica, cioè quando praticamente il responsabile non paga perché non ha nulla da pagare o non ha possibilità economiche, in questo caso gli eredi, eccetera, eccetera, allora si ricorre alla causa allo Stato, purtroppo, che è tenuto per legge europea a indennizzare e o risarcire le vittime o i parenti delle vittime, come in questo caso. Allora la domanda che ti faccio, cara Tatiana, questo signore quindi non aveva sue disponibilità economiche, quantomeno non era in grado di, cioè, gli eredi, chi per lui, o forse non aveva neppure eredi, giusto quello che mi hai detto tu? È giusto? Va bene, questo io non lo so di sicuro. Lo so che abitavo da qualche parte a Roma, di una zona di Napoli. Di suo stato economico non so niente. Non posso dire, ma di sicuro qualcosa, cioè la casa dovevo averlo, no? Ma il resto non so. Di sicuro non lo so. Sì, perché da quello che mi hai detto tu, cioè ti spiego, si può azionare la causa contro lo Stato solo se chi ha fatto il reato o i suoi eredi non posseggono nulla. Se ha dei beni, ovviamente bisogna andare contro coloro che sono gli eredi e quant'altro, quindi questa è la situazione. Però volevo dire questo. La relazione di tua madre con questa persona, l'amicizia, erano delle cose di lunga data, avevano avuto una storia di tanti anni, oppure era una conoscenza superficiale? Da tanti anni no, perché la mia madre prima era un anno in Italia, poi si è tornata a casa e dopo è andata di nuovo dopo un anno, quindi non era manco un anno che lei era in Italia, capisci? Quindi non era Cosa una storia faceva tua dall'anno. madre? Che lavoro faceva? Lei lavorava da una famiglia, praticamente andava lì a tipo fare lavori domestici del genere. Faceva la badante, quindi faceva la badante a Napoli. Non proprio la badante, ma faceva un lavoro tipo di giorno, pulizie, cucinava. La donna di Poi andava. servizio. Di servizio, esattamente. E tu, cara, sei l'unica figlia della signora o ci sono altri fratelli e sorelle tuoi? No, ce l'ho anche un fratello che ha 2 anni in più che me, 2 anni più grande di me, e poi basta. Ecco, allora quello che ti dico in diretta è che anche tuo fratello può partecipare a questa causa se ci sono i presupposti, per cui sostanzialmente coinvolgi eventualmente anche lui e farglielo sapere, perché anche lui ha dei diritti di avere un indennizzo o un risarcimento. Ecco, volevo dirti questo. Praticamente questo caso si svolge prima del 2005.
La legge sulla direttiva 80 del 2004 sulle vittime dei reati violenti è stata approvata è la direttiva del 2004. Lo Stato l'ha approvata nel 2005, anche dopo i 6 mesi di rito, quindi in ritardo. Quindi la legge dice: gli omicidi avvenuti prima del 2005, una certa giurisprudenza, non sono risarcibili, indennizzabili. Ecco, su questo argomento ovviamente volevo dire una cosa, che noi abbiamo avuto più casi anche degli anni 90, anche degli anni, sì, dell'inizio del 2000, che sono stati invece indennizzati e risarciti. Quindi questa, diciamo, questa previsione normativa che esclude tutti gli omicidi successivi all'approvazione della legge potrebbe essere incostituzionale, perché si va a discriminare su una questione di questo genere che si chiama aiuto alle vittime. Quindi praticamente il Consiglio d'Europa e appunto che ha fatto poi il libro verde sulle vittime dei reati violenti e l'Europa hanno previsto che tutti i paesi dell'Unione debbano indennizzare e o risarcire, perché sono due cose diverse, le vittime nei casi dal 2005 in poi. Questo dice la legge italiana, ma non lo dice la direttiva. Quindi sostanzialmente anche questo problema può essere eventualmente risolto. Un altro problema che esaminiamo, che abbiamo visto, poi faccio una domanda a Tatiana, un secondo solo, è che se la persona che noi abbiamo avuto anche in trasmissione in radio, questo cliente che si chiama Melisci Anton, che ha avuto, non so se ti ricordi Antonino, è passato un po' di tempo, la famiglia distrutta dal fratello, quindi è stata uccisa. Sì, mi ricordo. Ovviamente questi nomi si possono fare perché è andato sui giornali, siamo andati a Rai 2, siamo andati su tanti giornali, quindi il caso è dominio pubblico. Allora questo signore praticamente ha avuto la famiglia distrutta dal fratello, che ha ucciso sia la madre, sia la moglie, sia i figli, eccetera. E in un primo momento lo Stato aveva detto no, non indennizziamo né risarciamo perché chi è incapace di intendere di volere noi non paghiamo. Però la Corte d'Appello di Roma ha dato ragione, quindi sostanzialmente anche per una persona come potrebbe essere in questo caso, che non è completamente compos sui, che non è capace di intendere di volere, comunque ha delle problematiche eventualmente, dico sempre, potrebbe essere che lo Stato debba farlo, debba indennizzare e risarcire. Adesso cara, se puoi magari dal punto di vista tuo ricostruire un attimo quanti anni aveva tua madre, quando è successo, sono cose che te l'ho detto, ti fanno anche un po' male probabilmente, ma purtroppo le dobbiamo ricostruire un attimo per far capire un po' della situazione di tua madre e di quello che appunto tu non c'eri, immagino, quando è successo il fatto. Sì, no? io non Ucraina, c'ero. giusto? Vabbè, la mia madre è rimasta vedova molto giovane, perché mio padre è morto molto giovane. È dovuta andare a cercare una vita un po' migliore, prima di tutto dare una vita, un futuro ai suoi figli, a me e mio fratello. Aveva 37 anni quando è successo questo caso, era giovane, era più giovane che io adesso, perché io adesso ho 39, e questa cosa quando ne la penso mi viene... Non gli voglio dire che è molto doloroso. Era lei lavorava a scuola la primaria, è dovuta in Italia soltanto per fare un po' per lavorare, diciamo. Sì, sì. Ecco, ti volevo dire, noi, quindi... Dimmi. Eravamo bambini che siamo stati lasciati improvvisamente senza genitori, che cosa altro posso dire? Abbiamo dovuto crescere molto rapidamente, affrontare cose che bambini non dovrebbero affrontare.
Adesso vorrei soltanto che la memoria di mia madre non rimane dimenticata, perché è rimasta di morte violenta da un uomo, da una persona residente italiano, che mi sembrava che è stata dimenticata. È questo che mi fa male. Questo è vero. Allora, cara Tatiana, volevo dirti questo, che queste cause, diciamo, riesumano un po' questi casi e in qualche modo rendono giustizia a chi, come tua madre, come dici tu, è stata dimenticata. E quindi fondamentalmente, diciamo così, il fatto delittuoso, il fatto molto barbaro della morte violenta di questa donna dimenticata può essere in qualche modo ridata alla stessa vittima dignità, perché ovviamente non si tratta di chiedere soldi allo Stato, ribadisco, perché lo Stato ha fatto qualcosa da un punto di vista di commissivo. Lo Stato ha fatto qualcosa di omissivo, infatti si chiama diritto alla sicurezza. Quello che politicamente viene sbandierato attualmente sempre di più, il diritto alla sicurezza. Ecco, l'Europa prevede questo diritto alla sicurezza che è poco conosciuto, che viene poco, di cui vengono poco informati i cittadini, anche dai media, a parte la radio ovviamente come questa, per cui sostanzialmente chi subisce questi reati atroci che segnano tutta la vita, soprattutto quando ci sono dei bambini piccoli che diventano orfani completamente, non avendo più un padre e rimanendo senza pure la madre, questi reati sostanzialmente è previsto un aiuto dello Stato, quindi perché non rimangano soli in questa tragedia. Ovviamente la cosa triste è che esiste un fondo, queste cose io le vado a raccontare anche perché divulgativamente parlando le persone sappiano. Esiste un fondo che è il fondo Consap a Roma, che è il fondo che dovrebbe indennizzare le vittime. Allora la distinzione è tra l'indennizzo e il risarcimento del danno. Possono essere chiesti entrambi e quindi questa è la situazione. Poi l'aspetto, diciamo, in Europa, e arrivo poi subito dopo a fare un'ultima domanda a Tatiana, anche se ovviamente costa e quant'altro, costa in termini emotivi, voglio dire. L'Italia è fanalino di coda, in Europa c'è solo la Grecia dopo di noi. L'Italia liquida con un massimo di 60.000 euro di indennizzo amministrativo per ogni omicidio, per chi convive. Se non si convive si scende a 50. Allora altri paesi europei sono molto più avanti, la Germania, la Francia, l'Inghilterra e quant'altro. Siamo superati da quasi tutti. Sarebbe opportuno, perché questa è una radio politica, lo dico sempre, radio che viene ricondotta alla Lega e che comunque è ascoltata dai politici. Quindi questo è il messaggio. Sarebbe opportuno rimettere mano agli indennizi, rivalutandoli. Ricordo che ai tempi di Renzi l'indennizzo era pari a 8.000 euro per ogni omicidio, quindi era una cifra veramente abnorme, in senso non idonea, era una cifra che non ristorava assolutamente di nulla e quindi è stata poi superata da questa riforma. Sarebbe opportuno rimetterci le mani perché l'Italia non sia ultima in classifica. Allora, un'ultima domanda e quindi volevo dire l'ultima cosa, quello che dico abbastanza spesso quando ci sono questi casi. Qui siamo in presenza di un italiano che compie un efferato omicidio, quindi niente da dire. Però il diritto alla sicurezza riguarda tutti, quindi se una persona anche non europea, come nel caso della madre appunto della signora Tatiana, subisce questo,
E la protezione del diritto europeo c'è anche per chi non è europeo. Quindi poi l'Ucraina speriamo che entri in Europa al più presto, se lo stramerita, ovviamente per tutto quello che sta facendo. Però il punto è che anche chi compie un reato pur non essendo cittadino italiano determina del diritto europeo che l'Italia ne risponde. Quindi il diritto alla sicurezza è strettamente connesso anche col diritto all'immigrazione. Quindi questa è una questione. E allora la domanda che volevo fare a Tatiana, l'ultima che volevo fare io, sempre che Antonino non voglia intervenire, o lo voglia fare dopo, è No, questa. lo farò dopo, prego. Tatiana, tu pensi che ovviamente la mamma non la può purtroppo restituire nulla e nessuno, però tu ritieni che questo aiuto da parte dello Stato a te, eventualmente a tuo fratello, possa rappresentare anche moralmente un riconoscimento per non farti sentire sola di fronte a questa tragedia? È una domanda un po' retorica. Io voglio dire soltanto che per me questo non si tratta solo di una compensazione finanziaria, si tratta della memoria di mia madre, che è sempre che dietro c'è la vita umana di una persona e che non sia dimenticata, che non sarà una cifra nelle statistiche o una pratica archiviata, prima di tutto. E anche, e poi compensazione, questo è, diciamo, il minimo che se si tratta dello Stato che può fare per me, per mio fratello. Perché nel 2002 noi siamo rimasti soli, soltanto con la cura della nostra famiglia. Quindi credo che se adesso c'è possibilità di tornare di questo caso, allora penso che io posso approfittarne. Ecco, un'ultimissima domanda, se posso farla. Ma tu, Tatiana, vuoi rimanere in Ucraina? E allora ti faccio anche questa domanda, anche sulla situazione generale, ovviamente, perché viene naturale. Mi senti? Sì, ti sento. Così perché hai avuto un'interferenza. Allora, ti volevo dire, tu vorresti venire in Italia nonostante quello che è successo a tua madre qui da noi, o vuoi rimanere lì? E poi ti volevo che tu magari mi raccontassi qualcosa su quello che senti tu di questa guerra inutile e una guerra assurda che sta andando avanti da parecchi anni. Allora, di quello che devo rimanere ti dico che adesso la mia vita passa da giorno a giorno, che io non so cosa mi aspetta di questa notte, non so cosa mi aspetta il giorno dopo, quindi io adesso vivo così. Oggi sono qua, ma domani posso essere non si sa come andrà qua, perché purtroppo anche da quella mia tragedia da quando ero piccola fino ora io passo una vita un po' così, sai, io passo una tragedia, poi c'è la guerra e non si sa mai cosa mi aspetta, quindi di preciso non posso dire se voglio rimanere qua al 100% o se voglio andare in Italia o qualche altro paese, però se devo andare per salvare la mia vita. Per adesso non vedo questa è proprio che urgenza, diciamo, però non so cosa sarà domani, diciamo. Non la vedo una buona prospettiva, sinceramente, per adesso. Però ma scusami, per ora se ti interrompo, sì. Ma noi abbiamo delle notizie recenti secondo le quali la Russia sta messa male, non riesce a conquistare nulla, l'Ucraina sta, non dico vincendo, ma rintuzzando questi attacchi, quindi contrattaccando. Tu come la vedi invece questa guerra? No, io la vedo che non so in che modo si è messa male la Russia, però quello che stanno facendo ogni notte, ogni giorno qui in Ucraina, non lo direi che si è messa male.
e non lo credo che dalla disperazione fa questi attacchi, che ogni notte ogni città di Ucraina sta soffrendo, stanno morendo bambini, stanno morendo adulti, stanno distruggendo le case, le strutture industriali, stanno facendo un casino. Quindi io non lo so, ma non mi sembra che sono messi male, mi sembra che con questo sono molto forti. Questo che mette tanta paura, sinceramente. E poi il resto, cosa ci sia dietro con tutto questo, io non lo so, ma guardando tutta questa cosa è molto male, molto male. Stanno attaccando, stanno distruggendo, stanno bombardando tutto, proprio tutto. Quindi tutto questo che posso dire da una persona che passa una vita in Ucraina. E non so queste cose politici e diplomatici, ti dico quello che vedo io qua. Certo. Ecco. Antonino, volevi dire due qualcosa? domande. Sì, intanto Tatiana, un grande abbraccio perché questa, quando dice non voglio che mia madre sia solo una pratica, è una richiesta di dignità e io sono pienamente d'accordo perché sua madre merita tutta la dignità di questo mondo. La seconda cosa che le dico è questo: che cos'è l'Italia per lei, Tatiana? E soprattutto lei ci spera nella giustizia italiana? Sì, lo spero che prima di tutto questa situazione sarà valutata in un modo adeguato e che si darà un prezzo di questa pratica adeguato e che venga data adeguata valutazione legale, ecco. Io spero molto perché poi ogni caso dietro ci sono altri bambini, io lo so che la mia storia non è unica e poi auguro che ognuno trova nella sua situazione oppure una adeguata valutazione del legale. Chi ha sofferto di questa violenza, magari. E l'Italia cos'è per lei? L'Italia per me è un paese che sinceramente la amo, perché poi anche io ho vissuto in Italia per anni, abitavo lì, quindi l'Italia per me è un bel paese che mi piace molto, che mi piace tanto. Non l'ho mai giustificata come tipo guardando solo da questa situazione che è successo. Non voglio giudicare né altre persone né l'Italia come paese in generale. A me questo paese mi è sempre piaciuto e mi sono trovata molto bene là. Slava Ucraini. Eroe slava. Sì, decisamente. Avvocato De Filippi, chiudiamo allora. Quando è che avremo qualche notizia per la nostra Tatiana? Allora, sì, ci sono un po' di cosette da sistemare, però noi dovremmo fare questa causa se ci sono i presupposti, come ritengo, per chiedere un indennizzo e un risarcimento, perché questa signora in effetti, a parte quei pochi articoli di giornale che io ho mandato in radio, non è stata più, non so neanche perché poi dobbiamo dire una cosa, c'è stata una piccola colletta dei napoletani c'è scritto sul giornale, sì, per al le tempo esequie fu della fatta. signora. Non sappiamo neanche se la signora poi è tornata in Ucraina o è ancora è qua in Italia, ecco questo. Però al di là del fatto peculiare, questa legge europea, si parla sempre male dell'Europa, però su questo argomento l'Europa ha fatto qualcosa di valido, purtroppo dovrebbe cambiare rotta su tante cose, ma questa legge è assolutamente sacrosanta.
Allora, io vi ringrazio entrambi e appena avremo qualche novità vi aspettiamo qui alla radio. Grazie. Grazie a lei, grazie per l'invito a fare questa discussione, grazie mille, mi è stato molto piacere. Grazie ancora, grazie ancora. Coraggio Tatiana, avanti. Buona Grazie serata. mille. Grazie. Sigla. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:43 minuti e 52 secondi. Diamo un'occhiata alle agenzie prima di salutarci per questa puntata numero 1207 di Zoom stasera. Io veramente spero che questa ragazza possa avere giustizia insieme a suo fratello e possa anche costruirsi possibilmente una vita migliore in Ucraina o in Italia, non lo so, ma purché se la possa costruire, perché credo ne abbia. Tutti noi dovremmo avere diritto a una vita migliore, tutti noi dovremmo avere diritto a una vita più serena, ecco appunto. Marcello Mastroianni diceva che la felicità sarebbe poter dire la verità senza far piangere nessuno, ma anche cominciare a vivere un po' più tranquilli senza paura che durante la notte ti arrivi un missile russo in testa, credo sia un buon inizio. Chiudiamo con le agenzie. ANSA, in Consiglio dei Ministri misure sui rimpatri, niente voucher per i più fragili. Question time alla Camera, Giorgetti per le accise un decreto ministeriale, valuteremo con calma come usare la flessibilità, non possiamo sbagliare. La Camera approva la legge delega sul nucleare e vai, Picchetto, entro Natale i decreti attuativi. Il casco blu ucciso in Libano era serbo, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco. Archiviate le accuse per Dell'Utri e Berlusconi, la figlia Marina alla giustizia resta un'emergenza e poi per finire addio a Marian Satrapi, con la sua matita raccontò l'Iran morta di tristezza dopo la scomparsa del marito. Con questo noi abbiamo terminato, ci salutiamo con una canzone delle Orme, Gioco di bimba del 1972. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani 17:30 con Chilometro Zoom e Lorenzo Viviani sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Come d'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio